Droplets in compagnia di Dino Baggio, buonasera da un gremito Love Palme per Vigo Real, Union Diavoli, ultimo match point per Marchese e compagni, 24 punti in classifica, un solo risultato a disposizione, la vittoria per quel lume di speranza chiamato salvezza. Sia calcio d'angolo Vigo Real, fuori da Meneghello, controllo del numero 10 che cerca il secondo palo, risponde De Leva, ora corner Vigo Real, sempre con il Messia che questa volta scucchiaia per il destro al volo di Marchese che termina alto. Marco De Leva, maglia giallo-nera, va a lungo a cercare la spizzata di Scotton che salta sopra la traversa. Beltrame, la pressione di Zanatta, poi Beltrame appoggia e scappa, palla profonda a cercare proprio il capitano di prima intenzione. Beltrame ci può arrivare, la tiene invece Scotton, Meneghello gliela porta via, poi con il tacco libera per il destro da fuori di Zanatta che scivola, ci pensa De Leva. Ci sono Zecchinello e Mazzucato, va incontro Zanatta, Meneghello di nuovo da Zanatta, 1-2 che si chiude il triangolo, Meneghello, l'uscita di De Leva, poi Mazzucato addosso a Favero che può ripartire in contropiede, Favero da solo contro De Leva, salva. Duello tra i fratelli, in cui Francesco De Leva ha salvato il possibile gol del pareggio tra i piedi di Favero, intanto ci prova da lunga distanza Marchese. Meneghello lo aspetta De Giovannis, Meneghello va dietro da Marchese, a sinistra c'è anche il Messia, Marchese ancora per Meneghello che si inserisce alle spalle e poi lascia partire un bolide sotto l'incrocio, non ci arriva il numero 21 Marco De Leva, allora avanti Vigo Real. Sacca dietro da Righi, alza lo sguardo, vede il movimento di Scotton, servito Scotton con il tacco, si libera di Marchese, Scotton buca così sul suo palo Francesco De Leva, pareggia subito i conti l'Union Diavoli, nemmeno 15 secondi, è già 1-1, si torna in parità. Meneghello lo aspetta De Giovannis, Meneghello sceglie di andare sul suo piede destro, palla al centro, Zanatta ci arriva, De Leva mette fuori, Mazzucato, De Luca alza la testa, vede l'inserimento di Zanatta, lo preme con questa pennellata, Zanatta con il tocco morbido, palla però ancora buona, sempre per il numero 7 e ora si gira dal limite e la tira addosso. C'è il numero 8 il Messia, fuori ci sono il 10 Meneghello e il 9 Marchese, servito proprio Meneghello verso la porta, De Leva prolunga sulla respinta, ci prova Marchese ma va, il Messia, Marchese va incontro, palla fuori del Messia però a cercare il mancino di Meneghello vicino alla doppietta al numero 10 e il Messia ancora fuori sempre da Meneghello, il controllo del numero 10 di nuovo a cercare il Messia che però sbaglia il controllo, allora riparte l'Union Diavoli con Pavanetto, vince il rimpallo e poi ci pensa alla sua punta ad infilare così De Leva, attraversa gol. Zanatta cerca il passante per Meneghello, trova il piede di Favero, arriva Marchese che offre così a Zanatta un'ottima opportunità, ipnotizzato da De Leva. Angolo Vigo Real, Zanatta al centro dell'area, Marchese ad impedire a Favero di arrivare su Meneghello che mette al centro questo pallone, Zanatta, Marchese vicina a Meneghello, gli lascia lì il pallone, Righi si avventa e allora va da solo contro De Leva, Righi, De Leva non trattiene, De Luca, due uomini in barriera per l'Union Diavoli, De Luca lascia la responsabilità a Marchese, Marchese il tiro a giro, a baciare il palo, alle mani a Bongu, fuori area c'è Marchese, l'ultimo uomo De Luca, dentro c'è Meneghello, Bongu a mezza altezza da Tommaso Meneghello che deve solo appoggiare in porta con il piede destro, 13:50 al termine, si torna in parità. Sacca tiene lì il pallone, la protegge, cerca il fallo, non è d'accordo però il direttore di gara, allora lascia giocare De Luca a servire Meneghello, De Leva, palla ancora buona e il Messia, la difesa mette a... Arriva il numero 8, il Messia, largo a sinistra da Zecchinello che vince il rimpallo e passa, allora Zanatta, dal limite Zanatta si gira, il riflesso di De Leva, con le mani a Simone Zecchinello, muove il Messia, servito con la faccia! Salva così i suoi, uno dei due fratelli De Leva presenti oggi alle Love Palme, Marco De Leva, fa una parata da card da salvare attraverso un highlights di Roploz. Righi al volo, Favero che controllo con il tacco, tiene buono questo pallone, e allora contropiede Union Diavoli anche se è tornato in posizione il Vigo Real, intanto Righi, la torre, 1-2 che si chiude, che contropiede micidiale dell'Union Diavoli. Culmina così con il gol di Giulio Righi che poi va ad esultare. E 40 al termine, deve provarci il Vigo Real. Bongu serve Marchese sulla sinistra che si accentra. Marchese illumina così per Bongu che con l'esterno va vicino. Marchese lunga rincorsa del numero 9, fischia il direttore di gara. Al limite c'è anche Meneghello, a sinistra c'è Bongu. Marchese verso la porta. Ci pensa Giulio Righi a salvare i suoi. Zecchinello, una finta, Zecchinello rischia il Vigo Real ma riparte benissimo con il Messia. E allora De Luca, 1-2 che si può chiudere con Meneghello, capisce tutto, Capitan Beltrame. Marchese resta alto, l'Union Diavoli a non far ragionare gli avversari, allora Marchese avanza sulla sinistra, in parallelo il Messia verso la porta, palla che poi Marco De Leva pronto al rilancio, l'estremo difensore dell'Union Diavoli vince la sfida simbolica con il fratello Francesco, portiere della squadra di casa, finisce 2-3 per gli ospiti. Vigo Real che non approfitta della sconfitta del Pupi, non basta la doppietta di Meneghello, allora andrà a giocare i play out andata e ritorno, l'avversario sarà il Valdagno di Pablo Ranieri.